Le due parole potecaria e potecariu, la farmacia e il farmacista, sono i vocaboli in lingua sarda di origine greca usati a Villa Cidro fino a non molto tempo fa. Il piccolo museo Sa Potecaria nasce dalla passione del dottor Ignazio Fanni e custodisce uno straordinario patrimonio culturale che testimonia la storia della farmaceutica prima della rivoluzione dovuta all'industrializzazione del settore. Lungo la via Roma, la farmacia Fanni ospita, nel porticato d'ingresso e nei locali interni alla corte, numerosi e interessanti oggetti che, in passato, dovevano costituire il corredo indispensabile del farmacista. Il primo nucleo del museo proviene dall'antica farmacia Mancuso, rilevata nel 1928 dal dottor Nino Fanni, e poi ereditata dal figlio Ignazio, che ha integrato la collezione acquistando numerosi oggetti in varie parti del mondo. La visita al museo è un vero e proprio tuffo nel passato, alla scoperta dell'antica arte de Supotecariu. La ricostruzione dell'ambiente dell'antica farmacia, con i suoi scaffali e arredi, il bancone, la cassa, la bilancia e molto altro ancora, immergono il visitatore in un'affascinante e decisamente insolita atmosfera. Antichi scaffali di legno ospitano contenitori di ogni forma, in ceramica e vetro, e scatole destinate un tempo a contenere erbe, sali e oli utilizzati per la composizione dei farmaci. È facile lasciarsi incuriosire dalla forma inusuale di numerosi strumenti, tra i quali hanno particolare rilievo la collezione di aerosol, di enteroclismi e di termometri, le bilance, i mortai, le farmacie da viaggio, l'apparecchio per l'elettroshock o le antiche pilloliere, tutto datato a partire dal lontano 1600. Completano il museo il piccolo laboratorio galenico, i vecchi strumenti del laboratorio chimico e l'originale biblioteca ricca di antichi volumi sull'arte e la pratica farmaceutica. Semplicemente una vera e propria sorpresa culturale dalla quale non si può non restare affascinati e piacevolmente sorpresi.